Adesso non esagerati, 15 va bene, dai. A parte la poca gente che aveva ancora mi sa che lo diceva. Vabbè, comunque abbiamo speranza adesso che stiamo riprendendo che possiamo ributarlo, no? Sì. Tanta gente mi dice, ma riprendete, qui voglio vedere questa cosa, vabbè, poi degli alpini. Ma voi avete sentito come... Non abbiamo tante spiriti. No, ma gente scrive qua, e ha degli appelli con gli alpini, mi posso vedere dire, ma guarda, avete scelto anche non sapeva che c'era. Cioè, voglio dire, il giorno di Maria era così bello, perché ci mangia. Eccoci. Aspetta che abbiamo il tecnico che ha le sue password. Eccoci qua, partiamo. Grazie. No, perfetto. Riesci a leggere? Sì, riesco, non lo so, appena mi apre la slide intera. Grazie, Filippo. Faccio io, guarda. Ho preceduto. Ancora un po' l'acqua? Grazie, infinite grazie, era buonissima. Allora, siamo arrivati all'indaco interdimensionale. Allora, l'indaco interdimensionale, che abbiamo visto Luca che è venuto a raccontarci qualche cosa della sua modalità di esserlo, è il più robusto tra gli indaco, che non significa cicciotto, Cioè è quello, anche se non sembrerebbe perché Luca Raffinetti sono quelli che sono più irremovibili, cioè quelli che hanno un fortissimo senso di quello che devono fare e non gli passi sopra. Sono quelli che in classe potrebbero rispondere anche male, perché vogliono, come dire, sottolineare quello che stanno dicendo e che vogliono essere sentiti. Quindi in questo senso. Egli sente di sapere diciamo, il suo progetto di vita prima ancora che lo venga detto, sente di avere un progetto importante da portare avanti e non ammette di essere ripreso o disturbato rispetto a quello che c'ha da fare. Normalmente relazionandoci con questi bambini ci sentiamo rispondere faccio io, sono quelli che aspetta amore che ti aiuto, no faccio io, sono quelli che vogliono provare. Ok, magari qualcuno prima mi raccontava in pausa che magari non pensava di essere un indaco, poi magari parlando e vedendo che cosa significa essere un indaco ha cominciato a dire ma questa roba sono io. E quindi magari qualcuno si è scoperto indaco oggi, sono molto commossa, grazie. Magari qualcun altro invece se lo sta ritrovando a casa, quindi a me fa solo che piacere perché più siamo consapevoli e riusciamo a capire che cosa significa, più riusciamo a essere delle buone guide, ad aiutare e ad avere anche un futuro migliore, perché gli indaco sono il nostro futuro e possono essere tali solamente con un buon presente, se no il nostro futuro va nel cestino. Cioè, abbiamo una possibilità mandata dal cosmo, sfruttiamo questa possibilità. Ok, andando avanti, come crescere un indaco? Qua c'è proprio, avrei potuto parlare per ore, dovevo riassumere, poi se qualcuno desidera sul banchetto c'è un documentario, tra l'altro uscito da pochissimo, e l'abbiamo messo in una chiavetta perché era talmente tanta roba che non si poteva racchiudere in un CD ed è un docufilm / seminario per persone indaco, con esercizi di centratura, con lavori di potenziamento per persone indaco, quindi se volete. Un piccolo riassunto di che cosa significa crescere un indaco, di avere un indaco in casa. Creare ambienti armonici nella gioia, questo sarà fondamentale perché abbiamo visto che avere un indaco in casa e avere un ambiente armonico diventa un disastro. Essere una guida funzionale, perché se siamo una guida distruttiva facciamo un disastro, un autentico disastro, perché abbiamo capito un po' riassunto di quello che abbiamo
prima. Offrire punti fermi, che non vuol dire essere troppo risolutivo. Offrire punti fermi significa essere in grado di far sì che la persona con cui viviamo, l'indaco con cui viviamo, si fidi di noi. Non che siamo un cambia bandiera continuo, ci sono, che non significa ti cammino sopra, ti cammino a lato. Punto fermo non è sopra di me. Offrire punti fermi, coltivare il rispetto. Che cos'è il rispetto? È riuscire a capire in che misura posso permettermi di relazionarmi con l'altro. È riuscire a capire in che misura ho ragione oppure no. Quindi il rispetto. Aiutare a creare soluzioni perché la critica demolisce. Aiutare a creare soluzioni cosa vuol dire? Vuol dire, hai fatto questa cosa qua, ok, è un cacao. Adesso vediamo insieme come sistemarla. Tu come la sistemeresti? Cioè invece che infliggere una punizione, io sono anti-punizione, mia figlia lo sa bene, le punizioni, ormai a 14 anni, quante punizioni ti ho dato io a 14 anni? Che erano proprio, voleva dire che aveva fatto un disastro. Questo non perché sono, come dire, troppo moscia come genitori, ma perché non funziona. Non funziona. Quante persone sono migliorate dopo una punizione? Le conoscete voi stessi, siete migliorati dopo una punizione? Vi siete sentiti maltrattati, non capiti, rabbiosi, no? È così, no? Ingiustamente ripresi, frustrati, non funziona. La cosa migliore da fare è dire, hai combinato un cacao, lo vedi? È un cacao. Come ritieni di dover sistemare sta cosa? Come pensi di poterla sistemare sta cosa? Ritieni di avere bisogno di una punizione per ricordarti come hai fatto questa cosa? Lo risponderà la persona se ritiene di essere punita. E in quel caso cosa è disposta a fare per rimediare? Non mi sembra interessante? Cosa c'è di meglio di un'autopunizione? Perché rendo consapevole la persona e faccio in modo che sia lei che dice posso sistemare così. Sì, in effetti per un po' potrei fare questa cosa per fare ammenda. È eccezionale perché uno non si sente frustrato, non si sente non capito, prende atto che in effetti è successo un cacao e rimedia. E non è una condizione fantastica in cui crescere. E non abbiamo poi una persona che ci penserà 2 volte prima di rifarla, perché si sentirà impedito se lo rifà, si sentirà un disadattato se lo rifà, perché dice ascolta, se la prima volta ha fatto casino perché la devo rifare? Io stesso dico che non è ok rifarla, ma sono io che me lo dico, non mia madre, no? Quindi è tutto un altro modo di crescere. Ok, quindi dicevamo la critica demolisce. La critica è la fotocopia del giudizio. Il giudizio è, guarda, quello che hai fatto non va bene, non lo dico io, guarda l'effetto, l'effetto vedi che non va bene. Io farei così per farlo bene. Tu cosa ne pensi? Questo è giudizio. Critica è quello che hai fatto va male, l'hai fatto male, hai fatto casino. Questo è critica. Il giudizio non è male se propone una soluzione, se no diventa critica. La critica non serve a nessuno è mai diventato migliore con la critica. Non ti senti motivato a vivere in un ambiente di critica. Ok, offrire scelte. Offrire scelte vuol dire responsabilizzare. Responsabilizzare è una parola che potrebbe fare molto spaventare il sindaco, fa spaventare chiunque. Invece è una parola bellissima, perché responsabilità significa sono responsabile delle mie abilità. E quindi è bello, perché se io posso essere responsabile delle mie abilità, posso, perché non posso, è impossibile che non sia responsabile di ciò che so fare, giusto? Se no non lo saprei fare. Quindi ognuno di voi può essere responsabile rispetto a quello che sa fare. Non fa una piega, giusto? Non fa una piega. Responsabilità significa rispondere di quello che so fare. Se non sapessi farlo non sarei responsabile. Certo, non posso essere responsabile di una cosa che non so fare. Quindi in base ad ognuno alle nostre abilità noi possiamo essere tutti responsabili di quello che facciamo, giusto? Quindi è bello, vuol dire riconosco già un valore perché sai fare qualcosa, quindi è bella la parola responsabilità. Riuscire a far comprendere questo fa sì che questa parola, che per l'Inter poi è un po' indigesta, fa sì che diventi un contenuto e non qualcosa di distruttivo.
Quindi offrire scelte mi dà la possibilità di non offendere il mio talento, di andare avanti con il mio percorso verso il responsabilizzarmi, capire il mio effetto nel mondo, capire il mio ruolo nel mondo. Spiegare sempre il motivo per cui ci comportiamo così. Ora io faccio questa cosa, ma non lo faccio perché io sono la mamma e quindi a me è permesso tutto. Ora io ho fatto questa cosa sbagliata, ho visto che è sbagliata, nella condizione in cui mi trovo, questo è il meglio che posso fare. So che potrebbe essere fatto meglio di così, stasera sono molto stanca. Riuscire a spiegare perché delle cose fa sì che loro possano crescere meglio di noi, perché possono crescere meglio di noi. Quindi, spiegare sempre il motivo per cui ci comportiamo così, non perché siamo sulla vetta del mondo e gli altri sono nostri servitori solo perché sono piccoli, ma spiegare che faccio così per un motivo in particolare. Imparare meglio a sentire se ciò che percepisco dipende da me, perché spesso l'indaco è frustrato o ha dei problemi grossi perché magari si trova in un ambiente tossico o sente emozioni che non sono allineate e quindi soffre per condizioni che non sono proprie. Capire che stai risolvendo qualcosa che non è tuo è importante, ma altro sì, imparare a capire se la stanza funzionava prima che io entrassi e dentro io e la gente nella stanza comincia ad avere problemi, capire che dipende da me è importante, quindi non soltanto in andata ma anche in ritorno. Significa che questo è essere responsabili. Mi sto spiegando, nel senso mi seguite? Ok, perché magari faccio esempi che mi capisco solo io, Era la slide Sì? sì, questa. Grazie. Creare complicità e alleanza è un'altra cosa importantissima. Creare complicità e alleanza significa crescere, contribuire e condividere. Crescere, contribuire e condividere è la modalità con cui tutte le persone possono sentirsi accolte e apprezzate. Nessuno soffre se si sente accolto e apprezzato. Quindi è importantissimo condividere, contribuire e far espandere un progetto è fondamentale. Quindi queste cose piacciono molto agli indaco, perché queste hanno a che fare con il futuro. Ok, ricevere onde cosmiche, il contatto con la natura è fondamentale per l'indaco, quindi molto importante coltivare per l'indaco il contatto con la natura. Ricevere onde cosmiche è fondamentale perché la persona tende a vivere molto tempo all'interno delle mura domestiche o di lavoro, isolandosi perché spesso abbiamo cemento armato, il nostro piccolo Renato ne costruisce case in una modalità diversa, potrebbe parlare al posto mio, quindi queste case con tutto questo cemento armato, sono fogli interi di cemento armato, sono a tutti gli effetti una prigione. E quindi le onde cosmiche che a noi fanno bene perché ci riconnettano con l'io grande e con il senso di tutto il creato, in qualche modo vengono a inibire questo collegamento tra noi e il cosmo, queste bande di metallo che ci sono. E noi passiamo molto tempo in questi contenitori, in queste prigioni, e quindi la nostra salubrità viene meno. Oltretutto perdiamo il battito cardiaco della madre terra rimanendo in questi contenitori, uscendo dalla sintonizzazione con tutto. Quando noi siamo da soli, siamo deboli. Quando noi siamo connessi al tutto, siamo forti. Quindi rimanere sconnessi al tutto ci rende deboli, che è un po' il gioco, perché una persona debole è manovrabile, vota quello che vuole la massa, fa quello che vuole la massa, si comporta, consuma e crepa come esattamente vuole la massa, si ammala nella modalità in cui la massa vuole. Insieme la maggioranza è la massa. La massa è ognuno di noi quando non pensa con la propria testa e che dà ragione al sistema. Ora, la massa dei dormienti, che è la maggior parte delle persone con cui ci relazioniamo un giorno oppure no, purtroppo vive da zombie. Vive da zombie perché poverina tanto non viene a conferenze come queste. Ha sempre di meglio da fare, non c'ho tempo, devo lavorare, non c'ho tempo, c'è la partita, non c'ho tempo, sempre qualcosa di più urgente di una cosa così. Ora io mi rendo conto che questa non è una conferenza sul tantra o su cose molto più magari divertenti. Però questo tipo di conferenze fatte da della gente che potrebbe anche questa gente qua potrebbe fare qualcos'altro che non impegnare i bambini in questa modalità qua, non credete?
Quindi è gente che probabilmente ha una domanda interiore e vuole condividere, contribuire e costruire per avere un futuro migliore, cioè ci credono. Quindi chiaramente per loro ci credono nonostante magari la maggior parte, la massa, ti di fuori 3.000 scuse per non crescere. Più persone di noi sono connesse, più noi in qualche modo ci distacchiamo dalla massa. La massa sono i dormienti, sono quelli che non capiscono perché conferenze come queste sono importanti e gli possono cambiare la vita. Perché non l'hanno detto al telegiornale. Perché vi aspettate che se c'è una cosa che ci fa bene, che ci fa malare e che non contribuisce alla 8ª villa di quello che già ne ha 800, ve lo dicano al telegiornale? Hanno scoperto che le malattie provengono da qualcosa che è al di sopra della genetica, che si chiama epigenetica, cioè dall'ambiente in cui noi viviamo, e non l'hanno mai detto per TV. Non l'hanno mai detto per TV. Non l'ho sentito, voi l'avete sentito che hanno scoperto che le malattie non provengono dalla genetica. Ancora andate in ospedale e vi fanno la storia, mi chiedono se è vostro zio, padre, no? Sì, è così. Non è che possiamo aspettarci di avere notizie così, ma non è la TV che non va bene, la TV offre quello che la gente chiede. La gente chiede che qualcuno litighi. Così, i canali televisivi, le trasmissioni televisive che funzionano meglio sono quelle in cui si prendono a papine o si gridono dietro di tutto. Come mai? Non è che funziona perché funziona, qualcuno la guarda, Hanno visto l'audience che sale, hanno visto che sale così. Alle persone piace, interessa quella roba lì. Quindi non possiamo stupirci che alcune notizie per vivere meglio non arrivino alla TV. La TV è fatta di persone. Ora, una massa di persone minore, che sono quelli che si stanno svegliando, sta facendo la differenza, ma sono meno. Tra l'altro ha una caratteristica questa massa di persone, che in alcuni momenti della loro giornata, settimana, mese, anno, si perdono di fiducia, si smungono un po'. E quando si smungono, sapete cosa succede quando si smungono? Quando si smungono, queste persone che iniziano a svegliarsi diventano dei dormienti e quindi danno energia ai morti che camminano, alla massa. E siamo tutti noi così, perché tutti noi non riusciamo 24 su 24, 7 su 7, mese su mese, tutto l'anno a essere quelli che si stanno svegliando. In alcuni momenti siamo in down e quando siamo in down foraggiamo la massa degli zombie, quelli che guardano i canali in cui si azzuffano. È così, non è che bisogna vergognarsi. Sarà sempre meno se io riesco a rimanere sempre di più nell'essere sveglio. Per essere sveglio devo stare nel cervello anteriore. Per stare nel cervello anteriore devo stare nel sentire. Perché sennò sono i programmi e il programma mi dice guarda l'isola dei famosi, forse la fanno pure. Guarda l'isola dei famosi. Ora, a meno che voi non siate un ricercatore nell'ambito sociale, vi interessi guardare l'isola dei famosi perché vi interessa capire la personalità o il fenomeno, non so per quale altro motivo dovreste guardare l'isola dei famosi, se non per uno scopo di osservazione e di miglioria. Non so, cosa impariamo? È tempo perso. Sapete che la vita è breve, no? E noi la sprechiamo già dormendo un sacco di tempo, perché vabbè, ok, è necessario. E quindi già spreco tempo dormendo, non vedo perché devo sprecare tempo anche a guardare cose che non mi servono a diventare migliore. Ok, quindi riconnettersi al battito terrestre è fondamentale, questo non si fa rimanendo in casa. So che è allettante a volte, perché siamo stanchi. Cerchiamo di sforzarci, magari oggi per 5 minuti, stiamo fuori per 5 minuti. Lo so che tutti abbiamo pressoché tardi, lo so, funziona quel pressoché tardi. Anch'io vivo qui, non è che vivo su Marte, Anch'io ho lei alle 8:20 da portare da arrivare a scuola e per arrivare a scuola alle 8:20 ci svegliamo alle 6 di mattina perché abitiamo molto lontano dalla scuola. Quindi come scelta di vita poi abbiamo deciso di vivere in campagna. Quindi lo capisco, basta organizzarsi. Con una buona agenda organizzata si può fare veramente tutto, anche essere qui oggi. Voi siete la dimostrazione che si può. Se si vuole,
C'è gente che mi ha detto che non ha dormito stanotte per vari eventi e che è arrivato qua lo stesso stanotte non ha dormito per vari eventi che accadevano, quindi se qualcuno ci tiene ce la fa, non ci sono scusanti. Ok, cervello anteriore, ascolto, presenza, cervello anteriore, ogni volta che sono al cervello anteriore posso dire sono io, se sono al cervello anteriore sono risvegliato, se no sono morto che cammino, se no sono vittima della casa farmaceutica che fa sì che io rimanga malata per sempre e così solo un buon investimento. Non ci ucciderà, certo, io morta non servo a niente, io malata sì. Capite il gioco? È un gioco che è semplice, ha regole semplici, qualcuno comanda e qualcuno subisce. Facile? Ok, rimanere in salute per un indaco è importantissimo. La connessione con la natura ci aiuta a mantenerci in salute perché ci ristabilizza il battito. Siamo forti se siamo uno grande. Siamo deboli se siamo soggetto. Più io riesco a essere connessa con Madre Terra, più riesco a stare in salute. Quindi usciamo dalle nostre prigioni. O se no ci facciamo fare case, se potete, avete la possibilità di farlo, da un Renato. Adesso io non ho nessuna percentuale, vero Renato? Dopo ci mettiamo là. Cerchiamo di vivere meglio. Io ho fatto una scelta di andarmene dalla città, non è una scelta comoda, ero comodissima prima con 6 supermercati davanti a casa tutti in fila. Adesso devo fare strada, devo fare 6 km per andare in un supermercato. Però vivo meglio. È una questione di scelta. Ok. Riposare meglio è fondamentale. Perché io di notte faccio il reset del mio cervello. Se dormo male non faccio il reset. E cosa succede? Ad un telefonino che io metto sempre in carica continuamente in carica, non ho consumato la batteria, lo metto in carica ancora, non ho consumato la batteria, lo metto in carica ancora. Cosa succede al telefono? Senza consumare mai tutta la batteria. Si va in memorizzazione, anche con le batterie migliori del mondo, dopo un po' non vi dura più la batteria. Perché? Perché caricavate quando non era scaricato completamente il telefono. Il nostro cervello funziona uguale, alla notte ha bisogno di dormire, di scaricare completamente tutta l'energia, se no non dorme, se c'è i pensieri non dorme, se c'è troppo elettromagnetismo non dorme, se c'è energia perversa in casa, pensieri schifosi di gente che ha pensato male e ha condiviso i problemi e non le soluzioni, dormirò male. Quindi riposare bene diventa importante per poter portare avanti il mio progetto di vita. Per questi indoco è fondamentale riposare bene. Ok. Ci sarebbe da dire anche come si può riposare bene, ma scusatemi, veramente in un incontro così non riesco a fare più di così. Contattare con più facilità la nostra anima, è molto importante. Se rimango in natura ci riesco, se non rimango in natura no. Per quello che posso dirvi, per la mia storia, poi magari per ognuno di voi può essere diverso, ma per la mia storia, una persona non può evolvere se non ritorna alla natura, è impossibile. Per la mia storia mi era impossibile. Continuavo ad ammalarmi. La natura ci riconnette in una condizione umana, di essere umano. I sistemi con cui noi viviamo sono disumani. Quindi il sistema con cui viviamo ci disconnette dall'anima. Più noi siamo disconnessi dall'anima, più siamo manovrabili, siamo contenitori vuoti. Però è meglio sentire se ciò che percepisco dipende da me, l'ho spiegato prima. Sì, è la stessa. Ok. Ora veniamo in qua. Caro indaco, cari amici che comunicherete con degli indaco. Anche l'indaco dovrebbe fare un passo avanti, non è che dobbiamo farlo soltanto noi verso l'indaco, anche l'indaco deve fare un passo avanti e deve cercare di non nascondersi dietro il dito. Ok, adesso non può essere la spiegazione perché io sono un indaco e quindi ogni cosa che gli si dice si nasconde dietro la scusa sono un indaco. No, anche l'indaco ha la sua responsabilità, risponde rispetto alla propria abilità. Quindi, caro indaco, punta su di te, perché se aspetti che la gente punti su di te stai fresco. È un decalogo, Evita il lamento. Per l'indaco è facile lamentarsi, ne hanno un motivo per carità. Attirerà altra spazzatura. Sì,
La conoscete la storia dell'uccellino che senza piume che era caduto dal nido? No. Ma c'è questo uccellino senza piume che è caduto dal nido, è caduto in mezzo alla strada e praticamente non soltanto aveva il fatto che poteva passare un'auto di lì a poco, tra l'altro era anche inverno, anzi presto sarebbe diventato inverno, cominciava già a fare freddino, sto qua non c'aveva le piume ed era anche in un territorio complicato, senza nido, niente così. E così inizia a piangere e fa cip e cip passa una mucca, lo vede e dice in mucchese, quindi l'uccellino non parla in mucchese e quindi non capisce. La mucca lo guarda e l'uccellino così che piange dice: oh povero uccellino, presto verrà freddo, morirà di freddo e allora adesso è meglio che lo proteggiamo. Si gira e gli fa la cacca addosso e l'uccellino si arrabbia tantissimo e dice: oh, come sono sfortunato io qui, guarda, già c'ho freddo, sono in difficoltà e questa mi butta pure la cacca addosso, sono proprio sfortunato. E facendo così, cip, mentre fuoriusciva la testa da questi escrementi e si lamentava, arriva un'aquila e lo vede e lo mangia. Morale della favola: non tutti quelli che ti buttano cacca addosso lo fanno per farti dispiacere. E se hai la cacca immersa fino al collo, stai zitto, potrebbe accaderti di peggio. E quindi la lamentela non aiuta, avete un problema, trovate una soluzione, non frequentate gli sfigati. Sapete che 7 persone, ditemi 7 persone che frequentate di più nella vostra settimana e vi dirò chi siete. Cavolo, se tu frequenti 7 sfigati non chiederti come mai le cose non ti vanno bene, cioè voglio dire, quello che vedi è quello, Quindi in dosi omeopatiche gli sfigati, poverini, non è che non li frequentiamo più, teniamoli in dosi omeopatiche, che così non ci nuoce, no? Frequentiamo anche chi ce l'ha fatta, cerchiamo di frequentare di più chi ha dei problemi simili ai nostri e ce l'ha fatta, ci aiuterà a capire attraverso il loro esempio come fare e poi frequentare siccome siamo immersi nello stesso campo in cui c'è la soluzione, ci aiuterà a attivarci alla soluzione. Non funziona che se sono sfigato sto con gli sfigati, non si è mai visto nessuno migliorare, tirarsi su da una condizione così, mai visto. Aumentiamo in maniera esponenziale la lamentela, poi arriva l'aquila, non stucchiamoci se ci mangia, ci siamo fatti vittima. Quindi, caro Indaco, il vittimismo e il fastidio non è previsto, tu sei nato per splendere, vittimismo e fastidio no. Quindi evita il lamento. Poi evita di pensare che sei unico e il mondo non ti merita, che è facilissimo nell'Indaco questa modalità, della serie ma io sono unico, cosa vuoi? Cioè, come sono io, non ci sono, gli altri non ci sono, non mi capiscono, io sono fatto così, cosa vuoi? Sono fatto così. Ecco, sono fatto così, sei fatto male. Non esiste sono fatto così, tu sei immerso qui, in questo momento storico, con queste persone, c'è un motivo se sei nato qui, in questo momento storico, con queste persone. Se no nascevi in altre epoche, trova il modo di comunicare, non c'è non mi capiscono. Parla il linguaggio di questa gente qui, all'inizio fai finta di parlare il linguaggio di queste persone. Non significa che cambi la tua testa, significa faccio in modo di non farmi bocciare a scuola, parlo come i prof vogliono che parlo, ma intanto penso come voglio io, poi così vado avanti e non mi faccio bocciare per cattivo comportamento. Poi quando ho finito la mia strada e ho la possibilità, insegno io ai miei studenti. Così si fa, se no è frustrante, andare avanti è frustrante, pensare non mi capiscono, la prof non mi capisce, non è così che funziona. Per cambiare il sistema bisogna essere immersi nel sistema, non lottare contro il sistema, non funziona. Non ho mai visto una crema per la cellulite funzionale. La cellulite si previene, è ovvio, non funziona combattere contro. È una fatica infinita, bisogna fare il virus. Come fa il virus? Il virus entra nel sistema e lo cambia. Quindi se noi facciamo il virus possiamo avere un risultato migliore che combattere un sistema che avrà le sue difese. Ok. Disconnettiti dalla rabbia nei confronti di qui c'è un elenco che per l'Indaco è fenomenale, perché la rabbia la trovano noiosa per queste categorie. Genitori. Come si fa a convincere un Indaco per fargli smettere la rabbia contro i genitori? Perché spesso ce l'hanno. Mio papà non mi ha detto questa cosa, non mi ha spiegato, anzi mi trovo ad avere i suoi problemi anche da sistemare oltre i miei. Ok.
Caro Indaco, sappi che i tuoi genitori ti hanno creato. Punto. Belli, brutti, cattivi, presenti, non presenti, non importa cosa sono, quella è la storia che dovevamo avere. Ci hanno dato un corpo e un'esperienza sensoriale che non avremmo altrimenti avuto in quanto anime. Ringraziamo, punto fine. Non condividiamo il loro modo di pensare, ok? Non sono stati adatti come genitori, ok? Non sto dicendo che non è vero. Se tu ritieni che è vero, va bene. Ma non puoi nasconderti dietro al fatto che hai avuto cattivi genitori. Ora la vita è la tua, fai in maniera di procurarti ciò che non ti occorre. Se hai capito che i tuoi non ti danno un buon esempio, discostati e creati un tuo territorio. Non significa amare di meno, significa rispettarli come genitori, ma capire anche che hai bisogno di altri. Ok? Rabbia nei confronti degli insegnanti. Gli insegnanti è facilissimo avere rabbia nei confronti degli insegnanti. Il fatto è che gli insegnanti sono anche loro vittime di un sistema, quindi anche loro devono portare a casa devono completare il programma, quindi devono stare nei ritmi, se no poi non possono neanche muoversi liberamente, perché gli altri insegnanti poi ti dicono lei è diversa, quindi è un territorio minato per gli insegnanti evoluti adesso a scuola. Non è proprio semplicissima la cosa, sono pochi direttori didattici aperti che comunque sostengono certi tipi di progetti o danno credenziali a delle persone che cercano di portare innovazione. Perché? Perché bisogna sbilanciarsi, perché bisogna uscire dalla zona di comfort, perché bisogna rischiare. Il direttore didattico si può non rischiare. Quindi cerchiamo di capire che se sono così, c'è un sistema che gli permette di essere così, non sono loro che sono sbagliati, sono loro che non dovrebbero trovarsi a scuola. Ci sono milioni di insegnanti che sono insegnanti perché hanno la laurea e perché la legge italiana gli permette di insegnare alle scuole medie con una laurea. Non importa se non hanno fatto pedagogia, non importa se non hanno fatto psicologia, non importa se non sono adatti a fare gli educatori, hanno la laurea e possono insegnare. Questa è la legge italiana, non possiamo prendercela con il professore laureato in statistica che insegna matematica male, cioè la matematica la insegna male perché non sa essere propositivo con i suoi ragazzi, non che non sa la matematica, non è in grado di condividerla. Non possiamo prendercela con l'insegnante. È un sistema che permette all'insegnante di essere lì. Prendiamocela col sistema, andiamo a sistemare lì. Ok, quindi ragazzi, Indaco, quello è un poveraccio, figlio di una situazione che non gli ha dato la possibilità di splendere su altri posti ed è lì a insegnare così. Ok, rancore, rabbia nei confronti delle istituzioni sono fatte da persone. Vogliamo cambiare le istituzioni? Cambiamo le persone, diventiamo noi la persona che cambierà cambiando il proprio territorio, perché adesso sembra idealista dire Monia, ma tu puoi fare cosa? In quanto tempo? Intanto io ho cambiato la mia famiglia, che a effetto domino cambierà tutto quello che ho intorno. Intanto questo. Conosco tantissime persone che fanno lavori simili ai miei, ma non sono capaci di parlare con il proprio figlio e allora non abbiamo capito niente. O no? Quindi, prima di arrivare a cambiare il mondo, cerchiamo che il nostro orticello sia a posto, se no non siamo un buon esempio. Ok, poi che altro? I coetanei, io capisco, è durissima, quando uno comincia ad accorgersi, poi i suoi coetanei non si trovano più bene a parlarci, a relazionarsi perché si sente rallentato, non capito. Cercate in quei momenti di capire che eravate anche voi così. Ogni volta che vedete che l'altro è limitato, pensate anch'io ero così, anch'io non capivo un tubo, anch'io quando mi proponevano qualcosa io credevo solo a quello che credevo io, non ero aperto. Cerchiamo di fare un passo indietro, diventerà tutto molto più facile se facciamo così. Ok, evitiamo di sentirci incompresi. Se non ci facciamo capire perdiamo noi, sempre. Quindi cerchiamo una modalità, troviamo il modo di farci capire. Invita i tuoi amici a mandarti un messaggio chiedendo loro quali siano i loro. Questo è molto importante per un indaco, capire che cosa sta seminando. Quindi sarebbe molto carino, sarebbe bello farlo tutti, indaco o non indaco, capire cosa stiamo seminando. Mandiamo un messaggio a qualche nostro amico e gli diciamo: senti, io sto facendo
una cosa con la Monia e questa matta mi ha detto di chiederti qual è il mio dono. E vedete che cosa vi rispondono. Sarà interessante capire come vi vedono gli altri, perché se non coincide con quello che credete di voi, beh, qualche domandina c'è da farsela, Potrebbero vedere delle cose che non crediamo di avere, o potremo scoprire che ci vedono in modo molto diverso da quello che crediamo di essere. È interessante. Fai una lista chiedendoti: posso rimanere sulla terra solamente se. Questo è per capire il contributo. Che contributo possiamo dare? Ognuno di noi è nato per dare un contributo. Ognuno di noi però sa in quale condizioni e ambiente può permettersi di dare un contributo. E allora chiedersi: io, per dare il mio contributo, in che condizione dovrei trovarmi? Qual è il minimo per stare sulla terra? Per esempio, io per dare il mio contributo non potrei vivere in una situazione in cui mi controllano. Cioè io vado via di testa quando mi controllano. Mamma mia, mi viene l'orticaria solo a pensarci, comincio già a piangere. Ecco, ognuno di voi avrà una modalità di esistere, di essere, in cui si sente meglio. È importante capire cosa ci crea attrito. Cioè capire qual è il territorio migliore su cui io posso stare, cosa non posso passare sopra. Io non posso passare sopra ad una condizione in cui non mi sento libera. La libertà per me è molto importante. Quindi ognuno di noi ha una serie di caratteristiche che fa sì che si senta bene solamente se. È bello scoprire le nostre, non credete? Provate. Ok, punta in alto, a calare, ma sempre ora. Sì, perché se io mi accontento di stiamo freschi. Avete visto i ragazzi di prima? Hanno 14 e 15 anni, no? Vi sembra che sia gente che punta in basso? E guai che qualcuno si permetta di dire loro qualcosa. Guai. Sono degli sfigati che si permettono di dire loro qualcosa. Loro possono fare quello che credono, perché lo credono, quindi possono. Io sono un esempio vivente, sono sempre arrivata anche di più di quello che credevo. E non perché avessi delle capacità particolari. In qualche modo mia madre, anche nei suoi limiti, perché magari non è riuscita a rispondere alle mie domande, ma lei mi diceva: tu puoi fare tutto quello che vuoi. E questo mi ha aiutato tantissimo, il fatto che qualcuno a cui io credevo mi dicesse: tu puoi fare tutto quello che vuoi. Perché ha fatto sì che la mia mente non crescesse con dei limiti mentali, accademici, culturali. Io non ne ho limiti mentali, accademici, culturali, non me ne frega niente. Non ho bisogno di nascondermi dietro un titolo. Se voglio io faccio, trovo il modo per fare. Non posso nascondermi dietro il fatto: ho 44 anni, ma adesso che cosa potrei mettermi a fare? Sono limiti mentali. Trovate qualcuno che appoggia il vostro progetto, ci sarà, c'è, può camminare con voi, magari spronate anche questo a fare di più. Smetti di accontentarti, pensa ad un momento in cui sei stato bene, da questo momento mai niente di meno. C'è stato un momento nella mia vita in cui mi sono sentita bene, mi sono sentita un'espansione di coscienza pazzesca e non mi stava accadendo una cosa più bella delle altre. Non avevo un vestito migliore, quello che metto per andare chissà alla cena di gala, non ero pettinata o truccata meglio e mi è accaduta una cosa più bella come espansione di coscienza che mai mi sia accaduta. Mi sono sentita un uno col tutto e in quel momento, dentro a questo perdersi per diventare giganteschi, io ho detto: ecco, io ho sentito questo e non voglio più sentire niente di meno. È il mio termometro. Quindi quando io sento meno di quello, mi accontento più, lo devo portare più su. Vivere ogni giorno quella scintilla. E questo è il mio obiettivo ogni giorno. E ogni sera vado a letto e dico: ok, oggi cosa ho imparato più di ieri? È importante il bilancio. Prima di lasciarmi andare, ho bisogno di capire in che maniera sono diventata di più. Questo è fondamentale, perché mi fa capire come ho contribuito, cosa ho portato a casa, in che modo posso relazionarmi con il mondo, capite? I talenti sono utili solo se vengono usati. Realizza il sogno infantile. Cosa fate di tutti i vostri talenti? Non li vedrà mai nessuno. Cosa ve ne fate? Tenete nei cassetti e perché la muffa? Anche nelle migliori delle ipotesi è muffa.
I talenti vanno condivisi, condivisi. Chi non condivide è morto, è in necrosi. I talenti vanno condivisi. Ricontattare il sogno infantile ci aiuterà a capire in che senso, perché i bambini, voi parlate con un bambino piccolo, gli dite, ah, cosa vuoi fare da grande? L'astronauta, Magari questo qua già porta gli occhiali, vagliela a dire che non potrà fare l'astronauta perché lo riprendono se portano gli occhiali. Lui ci crede e se noi manteniamo quella fede sempre, noi arriveremo dove vogliamo arrivare. Magari non a fare l'astronauta, ma potremo parlare all'osservatorio mentre spieghiamo agli altri le stelle con o senza occhiali. Capite in che senso? Sono solo limiti, le possibilità stanno altrove. Come evolveremo? Allora, sappiate che dopo il 2012, 21-12-2012, è cambiato il senso del tempo. Adesso le cose sono molto molto veloci, io penso e già accade. Vi sarà capitato anche a voi di sentire che il tempo è diverso. Vi siete accorti come il tempo passa in fretta? Vi siete accorti? Dite, oh, è già sabato. Oppure a me sembra, dico, sono le 6 di sera e mi sembra di essermi svegliata 2 ore fa. Non so, capita anche a voi di sentire questa cosa? Il tempo sta andando via velocissimo e noi abbiamo sempre meno possibilità di realizzare il sogno, quindi bisogna muoversi. Ecco, sappiate che questo senso del tempo è cambiato dopo questa data qua, che noi pensiamo che non sia successo niente. Dopo il 21-12-2012 noi siamo passati dalla quinta razza, dal quinto mondo, ci stiamo incamminando verso il sesto mondo, il mondo in cui cambierà tutto. Questo mondo indicativamente sarà intorno al 2019, quindi noi in questo momento ci troviamo come popolo di mezzo, nel punto di non ritorno, verso una grande espansione e siamo liberi di creare tutto quello che vogliamo. Il problema è che la maggior parte pensa male e quindi crea male. È molto importante quello che stiamo pensando adesso, perché, come diceva prima Angel, la nostra amica, il pensiero crea. Quindi se io adesso voglio un mondo migliore, non posso mettermi a lamentarmi per tutto quello che sta accadendo, o faccio qualcosa per sistemare, anche nel piccolo, o altrimenti sto zitta, perché creo. Se fossimo consapevoli dell'ecologia di pensiero, che è importante, inizieremo ad essere attori, protagonisti, per creare un futuro migliore, che è qui dietro l'angolo. Entro il 2019 noi possiamo veramente vedere che cosa stiamo creando oppure no, perché i risultati ci saranno. Vivremo in un periodo che può assomigliare al dopoguerra che abbiamo avuto, quindi di grande creazione, perché si vuole ricostruire da nuovo. Cambierà il sistema di creare le cose, di costruire le cose. Le cose verranno costruite in una maniera più duratura, non un lettore CD che dopo un anno è brutto perché costa di più ripararlo. Gli artigiani verranno valutati di più. Nel momento di crisi che c'è, verrà assunta una persona per quello che sa fare, non per quanti master ha, perché se no non siamo in grado di pagarla per quel master, magari non sa farlo un lavoro. Quindi sta proprio cambiando totalmente il sistema in cui l'artigiano prenderà un ruolo molto importante. La terra verrà rivalutata, gli agricoltori verranno rivalutati, il modo di coltivare verrà rivalutato, lo stiamo già vedendo perché tutti i progetti che voi potete presentare all'Unione Europea, che hanno la parola ecologia, ecosostenibile, eccetera, eccetera, vengono accolti. Il problema è la crisi di idee, non la crisi di soldi. La crisi di idee, non ci sono idee, non ci sono idee, vengono scaldate non so quando, vengono reinvestiti soldi per i progetti l'anno prossimo perché non ci sono sufficienti idee quest'anno. Quindi il problema è la crisi di idee, noi siamo in crisi di idee, non ne abbiamo più, o comunque non sono funzionali. Le idee che ce la faranno sono quelle che nel 2019 porteranno sostenibilità in tutti gli ambienti. Le aziende che vendono cose e basta sono destinate a chiudere. Resisteranno le aziende che spiegano cosa vendono, che fanno formazione, che educano, che spiegano perché il mio prodotto e non quell'altro, cosa ha di migliore. Non è più un passamano. Il futuro è fatto per persone che fanno questo. Chi non si adegua a questo chiuderà, non ce la farà a proseguire. E questo è frutto degli indaco adulti.
e stanno cambiando la vibrazione e il modo di pensare e di costruire le cose. Questo serve per salvare il progetto uomo. Ok, quindi stiamo andando verso questo. Siamo a tutti gli effetti i costruttori del nuovo mondo. Qui ci sarebbe qualcosa da dire, ma non lo dico, tanto non è così urgente, perché voglio portarvi più in là. Se ho tempo ve lo dico dopo. Siamo nell'epoca dei talenti, stiamo per entrare. Nel 2019 arriveremo in quello che viene chiamata la sesta razza umana, il sesto sole, in quella che viene chiamata la razza del sogno di Dio. Quindi in questo 2019, più o meno, noi dovremmo cominciare a fare questo, quindi a costruire l'epoca dei talenti, investire sui talenti. Noi abbiamo il tasso più alto di fuga dei geni che ci sia, abbiamo un sacco di persone italiane che vanno all'estero perché non sono ascoltate qui. Investire sui talenti. È impressionante. Avete sentito di quella ricercatrice che ha scoperto che c'è un tipo di bruco che si mangia la plastica? Caspita, sapete cosa significa un bruco che si mangia la plastica? Cioè che quello che noi buttiamo via, che utilizziamo, plastica la utilizziamo per tutto, e che inquina, questi si mangiano quello che inquina e lo assimilano. Ma sapete che cosa significa? Significa pulire i mari in una modalità assolutamente sostenibile. Ed è una ricercatrice italiana. Ora chissà quanta gente, quanti geni, non avendo la possibilità di portare avanti la loro idea, vengono in qualche modo alternati altrove, magari da qualche multinazionale che li usa contro l'uomo invece che a favore dell'uomo. Quindi immaginatevi, tutto questo deve smettere e gli Indaco sono qua per imporsi su questo. Quindi questa è l'epoca dei talenti, è l'epoca della responsabilizzazione sociale, è l'epoca multirazziale in cui l'essere umano, quando non si mischia con altre razze, diventa debole. Se la persona della stessa famiglia continua a copulare con la stessa famiglia all'interno, avete visto cosa succede? Si creano persone deformi, perché non c'è novità, non c'è nuova informazione. Quindi la multirazzialità ci serve per diventare più forti, ci serve per indosticci una condizione in cui è sempre più difficile essere forti. Ora la modalità con cui ce la stanno proponendo lasciamo perdere, la modalità con cui sta accadendo lasciamo perdere. Secondo me anche questo è ai minuti contati, perché ormai abbiamo capito il giochino qual è, il nemico non sono loro, abbiamo capito a chi conviene questo giochino. Quindi prima era mi lamento per l'invasione, adesso che sto cominciando a capire che è un giochino e che qualcuno ha interesse a manipolare noi e loro, siamo secondo me ad un attimo anche dall'interruzione di questo giochino. Quindi a mio avviso sta accadendo qualcosa, non è vero che non sta accadendo niente. Cioè già il fatto che ci siamo accorti di questo e che qualcuno lo stia denunciando significa che è cambiato qualcosa. Ok, epoca multirazziale, siamo nell'epoca del ricordo, sempre più persone inizieranno a capire da dove arrivano, avranno coscienza di sé e di altre vite sulla terra che hanno avuto e con altre cose che ne so. Quindi inizieranno a ricordare chi sono. Questo è straordinario. Alcune persone riusciranno addirittura a sentire altri piani esistenziali al nostro. La fisica quantistica ci racconta di piani paralleli, di altri noi che esistono in altri piani paralleli e che multidimensionalità, la multidimensionalità. Quindi alcune persone potrebbero già iniziare a sentire questa multidimensionalità o a percepirla. In fondo il déjà vu non è così incredibile, no? Il déjà vu, quello sento che sono già passato di qua. E chi è passato di qua? Chi è che sa dove gira quella strada? Se io non ci sono mai venuto? Ci sono già stato, questa persona la conosco? Io non lo so, ho la mia idea e non voglio imporla, però è interessante. L'epoca della coscienza galattica e planetaria, non siamo più figli di una Terra e basta, noi siamo figli di un sistema gigantesco, un sistema che ci fa essere galattici e planetari. Di fronte a questo uno
Cioè non ragioneremo più da piccolo uomo imbecille, relegato alla terra. È piccola, avete mai visto un documentario che ci fa vedere quanto è piccola la terra? Esistono milioni di galassie e la terra non è neanche una piccola scintilla. Come possiamo dire esistiamo solo noi? Quale bestemmia è questa? Quindi questa coscienza che noi siamo una piccola parte di qualcosa che è gigantesco, una coscienza galattica e planetaria, sarà sempre più presente. Prevaleranno i popoli e non i governi. Adesso le leggi sono fatte per i governi, non per i popoli. Ok, cosa ci può accadere? Su ciò che non è più allineato crollerà. Siamo al crollo dei piedi di Maya. Vi sarà una nuova religione incentrata su Dio, Dio dentro all'uomo. Nuovi metodi di cura, di guarigione. Perché si attiverà il guaritore interiore, quindi noi abbiamo la possibilità veramente di autoguarirci. La nostra cellula è fatta per autoguarirsi, per rigenerarsi. Il problema dell'uomo, perché noi ci ammaliamo? Perché noi moriamo? Perché non siamo come Matusalemme che vive 350 anni? Perché? Perché la nostra cellula non sa pulirsi, lei sa rigenerarsi, sa moltiplicarsi. Lo sapete che dopo 3 giorni la cellula del nostro intestino non è più la stessa? Il nostro intestino ogni 3 giorni cambia totalmente tutte le sue cellule, lo sapete? Come fate a dire sono arrabbiato per la cosa che mi hai detto la settimana scorsa? Che siamo completamente rinnovati. In un anno il 98% di noi è stato rinnovato. In un anno il 98% di noi a livello biochimico è rinnovato. E allora perché? Perché l'uomo allora muore? Muore perché la cellula si intossica, non è capace di pulirsi. Quindi se noi stiamo attenti alle scorie, possiamo veramente vivere più a lungo e bene. Non vivere a lungo rincoglioniti, perché è meglio anche di no. Ok, quindi, perché chiaramente noi facciamo comodo che viviamo a lungo, malati. Però a lungo, sani, no? Mai sia. Sia, perché potresti rivoluzionare e fomentare le masse. Certo. Ok, vi sarà una nuova religione, dite un'altra, no, una nuova religione incentrata su Dio dentro l'uomo. Cosa sono tutte queste barriere? La maggior parte delle guerre sono per motivi religiosi. Nuovi metodi di cura e di guarigione, attivazione dei guaritori interiori, investiremo su ciò che vuole l'anima, finalmente. Miglioreremo la specie grazie ai supporti individuali. Ognuno di noi è fondamentale, certo, non indispensabile, ma fondamentale. Non indispensabile vuol dire se possiamo farne a meno, però se ci fosse sarebbe il quid aggiunto, sarebbe il valore aggiunto, sarebbe l'X factor. Certo che posso vivere meglio, certo che posso vivere anche senza, ma se ce l'ho dico meglio. Ognuno di noi è il quid aggiunto. Capite l'importanza di ognuno di noi? Ma sano però, pensante però, se no meglio non averlo, perché diventa fruitore di energia per i morti. Non ce ne facciamo niente dei morti, Ok. Torneremo alla natura, sistemando in questo modo il terreno che è dentro di noi. Non possiamo pretendere che il fuori migliori se il terreno dentro di noi fa schifo. Ci accorgeremo che è tutta energia, potendo in questo modo interagire con la materia. Se io riesco a entrare dentro l'energia della materia, posso interagire con la materia, posso chiedere al mio corpo di creare delle cose che in questo momento non ci sono. Sì? Ci scopriremo esseri immortali, il discorso della cellula che vi dicevo prima. Produrremo ecologia di pensiero per manifestare il bene e non per pensare male perché è male. Ok, questo è il mio cagnetto. Ok, a questo punto, siccome per ogni diciamo, partecipante alle varie categorie ho fatto un esempio, poi siamo andati in pausa e quindi non ho potuto portarlo, volevo farvi conoscere un'altra realtà che è quella degli indaco. Esistono indaco anche già adulti e volevo farvi conoscere quindi il mio amico Paolo, che è un indaco, e che cosa sta combinando per tutti noi nella sua vita da ragazzo indaco. Grazie. Innanzitutto grazie Monia per l'invito e agli organizzatori. Io mi chiamo Paolo Bavaglioni, sono di Iseo, provincia di Brescia. Spero che il mio accento non dia molto fastidio. E sono un indaco cristato. Non so se prima siete stati attenti, avete un attimino capito le qualità
dell'indaco cristallo. Sì, è vero che ci sono molte qualità, ma non è così semplice vivere come indaco cristallo. Che cosa significa essere cristallo rispetto a un indaco? Tu che sei cristallo? Allora, cristallo significa avere un ampliamento del sentire, non so se è chiaro come spiegazione. La cosa più difficile da gestire nell'essere un cristallo è il capire se sono io o se è l'altro, cioè ciò che sento, ciò che provo, ciò che sto sperimentando, se è mio o se è della persona che in quel momento ho di fronte. Mi capitava molto spesso, adesso di meno, mi ha aiutato Monica, mi hanno aiutato anche altre persone, poi spiego il perché, proprio nel dividere, nel creare come una sorta di scudo per deviare tutto questo. Succede perché si entra in empatia, in una profonda empatia. Il problema più grosso era, come si può dire, è continuare a voler aiutare le persone. Però c'è una grande verità che è: non puoi aiutare chi non vuole essere aiutato. Ora, è vero che ci sta di aiutare, è giusto aiutare, ma non si può costringere gli altri ad essere aiutati. Quindi frasi come "ma stai bene? Cosa ti ho fatto?" sono frasi che nella mia vita erano molto presenti. Ovviamente non erano di buon gradimento alle altre persone, soprattutto nella mia famiglia. Quindi il fatto che io chiedessi "ma stai bene? Come ti posso essere di aiuto?" non era visto, anche se il gesto era nobile, ma non era apprezzato. Ecco. Questo perché? Perché spesso queste persone effettivamente stavano bene, ma ero io che non stavo bene. Quindi quella sensazione non era loro, era la mia. Ed ecco che qui ho compreso che era di primaria importanza che io iniziassi a lavorare su me stesso, prima di tutto. Una volta che io ho iniziato a crescere internamente, ovviamente anche esternamente, per riflesso, per specchio, tutto piano piano ha iniziato ad aggiustarsi. Ogni tanto si torna zombie, però ti rendi conto che sei tornato zombie. ora me ne accorgo, quindi il lamento è diminuito, posso dire che è scomparso. È onesto, veramente è sparito, è diminuito, è quasi scomparso, il giudizio è quasi scomparso. Il punto è che nel momento in cui noi andiamo a giudicare, tutti gli altri ci giudicano, nel momento in cui noi ci lamentiamo, tutti gli altri si lamentano. C'era anche un periodo che magari incontravo tutte persone di uno stesso tipo, magari tutte persone egoiste. Oh, ma le incontro tutte io le persone egoiste o sono io quello egoista? Perché poi questi meccanismi si fanno molto più chiari nel momento in cui iniziamo ad essere più onesti con noi stessi. Quindi questo percorso di crescita mio è iniziato circa 5 anni fa, più o meno, e il fatto di essere trasmutato in cristallo invece è cosa molto recente, neanche un anno. E me ne sono accorto, voglio condividere questa cosa con le persone, me ne sono accorto in doccia. Sembra una cosa un po' particolare, però essere indaco significa avere determinate sensazioni e utilizzare anche i sensi in modo un po' potenziato. Quindi io riesco con un minimo di impegno a vedere le aure delle persone, quindi i colori delle persone. In doccia, rilassato, ho visto, ero così, quindi con lo sguardo rivolto verso il basso, i miei piedi staccarsi, cioè vedevo la forma dei miei piedi lontano dal corpo, e fin lì niente di strano, perché comunque è qualche anno adesso che lo vedo, però il colore è diventato traslucente, proprio di una sorta di verdino acqua, verde chiaro, indaco, cioè cambiava colore, però quasi trasparente, ecco la parola giusta, trasparente. Ho raccontato questa cosa a Monia e mi fa: benvenuto caro cristallo. Mi ha spiegato l'essere cristallo e io ovviamente ho preso consapevolezza.
consapevolezza di tante cose mie. E da lì è iniziato il miglioramento. Quello che sto facendo già esisteva. Ora ho imparato ad ampliare ancora di più ciò che sto facendo. Del discorso di Monia mi ha colpito una cosa, ossia il fatto della comunicazione. Quindi se non ti ascoltano, decidi di comunicare il modo in cui le persone in questo momento comunicano. Le persone in questo momento comunicano con internet, soprattutto con internet, con i social, eccetera, eccetera. Io fin da piccolo sono stato un autodidatta. Io già a 4 anni utilizzavo il computer con il vecchio DOS, non so se qualcuno se lo ricorda, Windows non esisteva, da solo. Magari mia madre mi ha fatto vedere 2 cosette, però già io da solo mi mettevo lì al computer e installavo i programmini con i floppy, quelli piccolini. Sono dell'86, io quindi erano nel 90-91. Sono stato sempre autodidatta. Lo faccio io, ecco, che adesso tornano tutte le cose che hai detto, e ho creato un sito web e l'ho creato nei primi giorni del 2016, quindi è recente, è 1 anno e mezzo. Perché? Perché scorrendo su Facebook, ok, che reputo uno strumento incredibile e molto molto importante se si usa nel modo corretto, e leggevo praticamente tante persone che scaricavano le loro tensioni, i loro giudizi, le loro lamentele su Facebook, come se questa azione le facesse stare meglio. In realtà non è vero, perché fai star male altre persone che lo vanno a leggere e ti ritorna tutto indietro, quindi non vai a risolvere niente così. E allora ho detto, ma perché non creare qualcosa di positivo, qualcosa di bello, uno spazio in cui ci sono solamente notizie belle, materiale di crescita, ed è nato un blog positivo. Quindi blogpositivo.it, il nome è venuto così, all'improvviso, e quando anche Monia ha detto bisogna fare, cioè i talenti bisogna farli vedere, ecco, io ho scelto questa cosa qua, il giorno dopo già esisteva. Certo, non c'era ancora nulla, però blogpositivo.it era stato registrato e potevo iniziare a lavorarci. Io sono un ariete, quindi oltre Indapo e quindi apripista, sono anche un ariete, quindi tiro giù le porte a testate. C'è però un problema, perché se non ci sono altre persone che portano avanti il progetto, io tendo, in qualità di Indapo e anche ariete, di o fissarmi, e quindi di fare solo di testa mia, e non va bene, oppure di mollare il progetto e iniziare un altro. Ma così io ho aperto 5 siti web, però non avendo avuto altre persone che mi aiutassero a continuarlo, non è mai andato avanti, è stato un fallimento, però chiaramente ogni fallimento è di aiuto per un qualcosa di successo. Ora, la parola successo è una parola che bisogna pesarla nel modo giusto, cioè io per successo intendo saper di essere sulla strada della propria missione. Questo per me è il successo, non è il risultato finale, perché il risultato finale è effimero, cioè la felicità che dà il risultato finale scompare in fretta, devo essere subito pronto a fare qualcosa di nuovo. Quindi il successo sta nel percorso. Ecco che per l'Indapo scompare la parola obiettivo, scompare, e dentro la parola missione, che sono 2 cose molto differenti. E per missione si intende un qualcosa che possa permettere al pianeta di crescere, perché se cresce il pianeta cresco anch'io, se cresco io cresce il pianeta. Il pianeta è un essere vivente, respira, è composto da cellule, che siamo noi, e anche noi abbiamo le nostre cellule. Pertanto è un continuare ad alimentarsi, ma alimentarsi nel modo corretto. Io faccio anch'io faccio tanti incontri,
sono soprattutto incontri, workshop pratici, meditazione, tante altre cose. E durante un incontro un mio caro amico, il mio master Reiki di fiducia, possiamo dire, io mi rivolgo a lui quando c'è qualche cosina che non va a livello energetico, mi rivolgo a lui, mi ha raccontato che durante l'esperienza ha visto il nostro pianeta dall'alto e ha visto tutta una serie di fili che si alzavano e che partivano dai cuori delle persone. E effettivamente, se non lo sapete, ve lo dico io, lo scoprite oggi, il nostro cuore ha un cervello di neuroni, un cervello vero e proprio, e il suo campo è 6.000 volte più potente di quello del cervello. Pertanto, nel momento in cui noi ci allontaniamo da quello che prima Monia chiamava il cervello posteriore, quindi dal sistema dei programmi mentali, e più ci apriamo sia col cervello anteriore che con il cervello del cuore, noi siamo in grado di ampliare il nostro campo energetico. Qui è la sede dell'amore. Tutte le dottrine spirituali, fin dai tempi più antichi, ci hanno detto che l'amore risiede nel cuore, che la divinità risiede nel cuore. Questo è proprio vero. Lo possiamo chiamare maestro. Nel momento in cui l'indaco, ma anche il non indaco, chiunque inizia a seguire il proprio cuore, lì non si sbaglia più. Lì non si sbaglia più, perché il cuore è una pompa. Sì, è una pompa del sangue, ma è anche vero che è anche una pompa a livello energetico. Quindi nel momento in cui noi respiriamo con il cuore, noi andiamo ad alimentare tutto il sistema dei nostri 7 chakra, parlando di chakra. Prima, quando Alberto parlava all'inizio, io non ero per niente stupito di quello che stavo vedendo. Perché? Perché l'animale, in quel momento il cane, è amore incondizionato. Il bambino, nel momento in cui entra in quella stanza, il campo energetico del suo cuore si allinea perfettamente, istantaneamente, con il campo energetico del cuore dell'animale. Se voi andate sul sito dell'ArtMath, troverete molti esperimenti, matematica del cuore, troverete molti esperimenti fatti proprio da questo punto di vista. E il lavoro che sta facendo Alberto, secondo me, è eccezionale. È eccezionale perché permette a questi bambini di ritornare al cuore. Paolo, quando Sì. tu ti avvicini ad una persona che è stressata, essendo cristallo tu senti ancora di più, quindi cosa ti succede? Che tendenzialmente ti senti lo stress che arriva. Ora che poi tu lo gestisca o meno, senti questo stress. Sì, allora, quindi il cane, se il cane non è stressato, non ti porta fuori, se il cane è un cane sano, che non ha le patologie umane come può accadere, se è un cane sano, quindi cosa vuol dire sano? Così com'è, senza l'essere umano, ecco, ti porta in un campo sano. Sì, riporta in un campo sano perché in quel momento il suo cuore è il campo energetico più potente che c'è all'interno di quella stanza. Per legge di risonanza il mio cuore, cioè il suo cuore va a influire il mio come campo e quindi anche io entro nella sua stessa frequenza. Sì, quando una persona è in ansia, arrabbiata, stressata, frustrata, ce la posso avere davanti. Posso guardarla in una fotografia, non cambia nulla. Se io non sono pronto, mi arriva, quindi ho imparato ovviamente a gestire questa cosa, non sempre ci riesco, ma per fortuna, per risonanza, nel momento in cui io ho iniziato a vibrare in un determinato modo, ho incontrato altre persone che vibrano come me, Monia, i miei compagni di corsi, che mi aiutano ovviamente. Come ho fatto, la soluzione più importante, l'ha detta ancora Monia, sta nel contatto con la natura e quindi l'uso dei doni che ci può dare la natura, oli essenziali, oleoliti, pietre, cristalli, lavori di radicamento alla terra, cioè, tutte queste cose permettono ovviamente di elevare la propria vibrazione. Magari ci fai fare una cosa facile che possiamo fare anche i nostri figli per centratura, per radicarsi alla terra. Facciamo una piccola meditazione.
si può fare, sì. Volevo dirti, a me ultimamente sono capitati dei casi di ragazzi che hanno avuto dei problemi grossi dovuti alla loro guida nello sport, che gli creava problemi perché hanno un sistema, a mio avviso, non perché io conosca come dire, una competenza diversa, come sportiva lascia perdere, però se l'effetto mi fa che il bambino è in attacco di panico quando deve fare una partita, che la ragazzina non mi mangia il giorno prima, deve fare la gara, vuol dire che non va bene così. Ora io so che tu, ti dico questo perché so che lo fai tu. Sì. Ecco, e mi piacerebbe che Posso spiegarlo? sì. Posso spiegarlo, sì. Allora, io sto assolutamente bene in 3 situazioni: in mezzo alla natura, in mezzo agli animali e in mezzo ai bambini. In queste 3 situazioni io sto alla grande perché ovviamente il bambino amore incondizionato, c'è ancora la ghiandola del timo bella sviluppata, la ghiandola dell'amore qui, da adulti si atrofizza, la natura ovviamente amore e anche gli animali. Alleno, sono un allenatore di pallacanestro da 12 anni, quindi da quando ne ho 18 alleno i ragazzi e ne sono passati tanti. Quest'anno io non sono papà, però ritengo di avere 35 figli, più o meno, li conosco come le mie tasche, in questo momento ne ho 35. Quest'anno ho lavorato con 35 bambini, 2006, 2007, 2008, 2004, quindi queste sono le età. E succede questa cosa perché hanno paura del giudizio, innanzitutto. In primis il giudizio della mamma, ma soprattutto del papà, di solito. Perché se va male la gara, poi il papà mi dice questo, poi mi dice quello, non va bene. 2, il giudizio dell'allenatore, perché molti sono allenatori ma non educatori, ok? Quindi allenano il corpo ma non allenano qualcosa di più importante che è l'aspetto mentale e l'aspetto energetico. Gli allenatori che allenano anche l'aspetto energetico, non lo so, sinceramente, io sì, magari inizierò anche a insegnare questa cosa, perché insomma è importante, sono pochi. Potresti insegnare ad altri allenatori come stai facendo, visto che tu hai un sì. prototipo che sta funzionando, che sei stramato e che c'è attivo da 15 anni, penso che potresti proprio proporlo. Sì, io spesso faccio meditare i ragazzi, quindi mi chiedono che cos'è, io non glielo spiego, gli dico prova. Dopo che hai provato, insomma, sarai tu a dirmi che cos'è. E poi, quindi la paura del giudizio, che questo comporta ovviamente un abbassamento dell'autostima, perché gira, ci rigira, tutti i problemi sono legati all'autostima. Quindi nel momento in cui hanno paura del giudizio, l'autostima non si può alzare, ma si abbasserà. Autostima, possiamo prenderla come riferimento il secondo chakra, ok? C'è secondo e terzo, sì. Secondo e terzo chakra, plesso solare, intestino qua, e tanti bambini ormai sono indaco, essendo indaco lavorano molto con i chakra superiori, quindi già lavorano poco con i chakra inferiori. Se poi non lavoriamo sulla loro autostima, andiamo a peggiorare ulteriormente questa situazione. Quindi è un lavoro sull'annullamento del giudizio, innanzitutto, calcolando che i bambini vengono giudicati da quando sono piccoli, in primis dai genitori, poi dalla scuola, eccetera, eccetera. Le domande sono lo strumento più importante, mai puntare il dito, assolutamente, e permettere a loro di trovare le soluzioni, perché finché gli diamo noi le soluzioni, anche in ambito sportivo, ovviamente, non ci potrà essere miglioramento. Ok, mi sa che siamo quei tempi stretti, Sì, vero? Sì. Ok. Diamo 10 minuti. 10 minuti, allora, 2 cose. Mi dicevano se potevo dire 2 parole sui libri, di solito non parlo mai dei miei libri in effetti. 3 parole, e poi mi piacerebbe che ci dessimo una tecnica da utilizzare per noi, per i nostri figli, da far fare ai nostri figli per radicarci, per essere in presenza. Cosa dite? Mi piace questa cosa? Sì? Allora, i libri. Vi dicevo prima, oltre al
seminario per persone indago, che è quello della chiavetta, vi è Sincronicità, che è il mio primo libro, è stato scritto nel 2009, è uscito nel 2009, che è l'unico libro internazionale perché è tradotto anche in altre lingue ed è un attivatore di sincronicità. Quindi è un libro che si può anche utilizzare per attivare la sincronicità in base a delle parole molto particolari che muovono la coscienza all'interno dei capitoli. Vuol dire che ho utilizzato delle parole all'interno del racconto di vari sistemi per vivere meglio che attivano. Poi c'è in ordine di apparizione, c'è il progetto Anima, che è un libro che ho scritto con la recensione di Bruce Lipton sull'epigenetica, quindi come disinstallare dei programmi genitoriali che ci fanno accadere cose che non sono nell'amore. In realtà è più semplice di quello che sembra, perché uno dice epigenetica, quindi è un sistema che ci aiuta ad accorgerci dei sistemi che sono degli imprinting che ci hanno installato i genitori. Poi vi è in ordine di apparizione Sincrodestino, che è un docufilm sulle sincronicità, sulla legge di creazione e sul campo morfogenetico. Poi vi è sempre in ordine di apparizione il pronto soccorso emozionale, che fa un coaching per l'anima, quindi ti aiuta a rimetterti in qua se c'hai qualche problema a livello di emozione da gestire. C'è Vincere la paura, che è scritto a 4 mani con Nicoletta Tedesco, che è una psicologa, che è appunto per gestire la paura in maniera molto facile. E poi vi è il mio ultimo bambino, che si chiama La magia della polvere, che è il mio primo libro di narrativa, in cui racconto una storia per lavorare sulle ferite emozionali. Quindi in realtà attraverso la storia la persona arriva alla comprensione delle sue ferite e come lasciarle andare. Lo si legge in 2 ore, piccolo piccolo, ma la potenza è grande. E ho dimenticato qualcosa? No? Andiamo bene così, ma si potrebbe offendere. Dov'è la lista di questi libri? I libri sono sul tavolino lì, potete chiedere a lei. Eccola là. Ok. Il CD è per la pulizia del campo aurico, si ascolta, si fa una volta per la settimana in base a quanta schifezza siamo immersi e ci si ripulisce. Sono stata sufficientemente spiegami. Ok, passo il microfono a Paolo, facciamo fare questo esercizio. Non c'è problema. Sì, le luci devono passarle. Grazie. Allora, vi chiedo microfono o senza microfono? A me il microfono. Microfono, ok. Allora, quando si fa questo esercizio, si fa quando ci si sente con la testa un po' pesante. Capita di avere giramenti di testa, mal di testa, pressione sulle spalle. Perché? Perché la nostra normale giornata tende a farci lavorare molto di testa, quindi dobbiamo scaricare. E dove si scarica? Si scarica a terra. Quindi questa piccola meditazione è in realtà un esercizio che voi potete fare in autonomia e è fatta di 2 tempi. Un primo tempo, espansione del campo, del cervello e del cuore. Quindi si entra nella respirazione del cuore e nella seconda parte invece ci si focalizza sul primo chakra. Allora, per focalizzarsi sul primo chakra dovete sapere dove è situato il primo chakra. Il primo chakra è qui sotto, anatomicamente parlando, tra i genitali e l'ano. Quindi quando ci si siede proprio su quel punto. Le persone quando meditano, che si mettono con il mezzoloto, proprio hanno il contatto del primo chakra a terra, perché lì è proprio il punto di scarico totale ed è anche il punto dove ha origine l'energia Kundalini, quindi l'energia più potente in assoluto che ci sia. Quindi dovrete focalizzarvi su quel punto, o quantomeno avere l'intenzione di focalizzarvi su quel punto. Ok? Bene, durerà. In realtà può durare tanto, può durare poco. Lo faccio durare poco perché siamo stretti con i tempi e solamente un attimino per farvi vedere la procedura. Nessun tipo di incrocio,
quindi mi raccomando non fate mai l'esercizio a gambe incrociate, braccia incrociate, no, quindi mettetevi in una posizione comoda. L'ideale sarebbe, se rimanete seduti, sedervi sul limite della sedia, proprio al limite, per mantenere proprio il chakra nella posizione corretta. Può essere un po' scomodo le prime volte, ma è necessario. Non si può fare. No. Ok, allora parlerò al tu e al maschile. Non siete obbligati a farlo, quindi chi non vuol farlo non lo fa. Lei signora fa l'esercizio, quindi sciolta il braccio. Ok. Ti chiedo di fare 3 respiri profondi e dopo il terzo respiro gentilmente richiudere gli occhi. La tua schiena è diritta e il tuo respiro è lento e naturale. Lento e naturale. Permettendo al tuo respiro di rilassare il tuo corpo. Completamente e profondamente. Ti chiedo di portare l'attenzione al tuo respiro. Renditi consapevole dell'aria che entra e che esce dalle tue narici. Potresti sentire un senso di freschezza, di apertura e di grande pace e amore. Rimani in ascolto di queste sensazioni. Ascolta il tuo corpo. Lascia andare le spalle. E rilassa la schiena completamente. Ora ti chiedo di portare l'attenzione al tuo cuore, al centro del tuo petto. E di immaginare che sia il tuo cuore a respirare. Immagina una luce bianca che entra dal tuo cuore e che con l'espirazione si diffonde lungo tutto il corpo. Immagina che questa luce si irradi tutto intorno a te. Dal tuo cuore parte un fascio di luce enorme, un fascio d'amore che racchiude ogni cosa. Questa luce ti avvolge e ti protegge. Immagina ora puoi anche sentire o percepire un grande albero e tu sei seduto con la schiena appoggiata a questo grande albero. Con il primo chakra che è a contatto con la terra. Porta lì l'attenzione su quel punto e immagina, senti o percepisci questo punto che inizia a roteare con una girandola e inizia a roteare alla giusta frequenza. E lo puoi vedere come un imbuto che va verso il basso. Un imbuto attraverso il quale tu puoi prendere energia dalla terra e scaricare tutte le tue tensioni alla terra. Visualizza a questo punto
divenire di un colore rosso fuoco. E mano a mano che respiri diviene sempre più rosso. Sempre più rosso. Ora sei in grado di scaricare a terra tutte le tue tensioni, tutte le tensioni della giornata, le fatiche, tutti i vari incontri, le discussioni. Puoi scegliere di scaricare a terra tutto ciò. E la terra ti restituirà tutto ciò completamente purificato, un'energia sana, pulita, che il tuo corpo sarà subito in grado di utilizzare. Io ti lascio qualche secondo per fare questo lavoro. Il tuo chakra è sempre più rosso e ruota alla giusta frequenza. Ti chiedo ora di inviare un pensiero di benedizione e di gratitudine a questo albero. Benedizione e gratitudine alla terra. Benedizione e gratitudine a te stesso che ti sei permesso di fare questo esercizio. Ripeti dentro di te: io mi amo completamente e profondamente. Io mi amo completamente e profondamente. Ed ora ripeti anche queste parole: io esisto. Io esisto. Io esisto. E ascolta come queste due parole lavorano sul tuo primo chakra. Io esisto. Dandoti radicamento, energia nuova e pura. Io esisto. E con questo pensiero, con i tuoi tempi, rispettando i tempi, gentilmente apri gli occhi. Molto lentamente con i tuoi tempi. Un consiglio: dopo aver fatto questo esercizio, bevetevi sempre un bicchiere di acqua, sempre. Allora, l'albero può cambiare. Se siete riusciti a visualizzare un albero e a capire che albero è, io vi consiglio di andare a vedere il significato di quell'albero, perché in questo momento potrebbe comunicarvi qualcosa che vi serve. Quindi l'ulivo ha il suo significato, l'acero ha il suo significato, il pino, la quercia, salice piangente. Tanti vedono il salice piangente. Quindi, allora, la procedura, che è 3 respiri profondi, si chiudono gli occhi, ci si concentra sul respiro, poi ci si concentra sul cuore, immaginando una luce bianca che entra nel cuore e che fa un'espansione. Dopodiché ci colleghiamo alla natura, quindi alla figura dell'albero e della terra, e scegliamo di vedere questo punto sotto diventare di un colore rosso fuoco, di scaricare a terra le tensioni e di immaginare che la terra ci doni la sua energia pulita e da utilizzare subito. Vedrete che starete meglio subito. Grazie a voi.
Grazie Silvano. Ma l'unico piacere è che sia stata poca gente. Questo incontro meritava molto più presenza e quindi non cerco ovviamente delle scusarvi, cercheremo eventualmente più avanti di contattarvi. La cosa mi piace, mi è piaciuta e credo che vada bene. Vi ricordo che come gruppo ecologico facciamo degli incontri non mensili, qua. Mese di giugno ne abbiamo due, come ha ricordato l'amica Fiorella, una 10 di giugno e una 24 di giugno abbiamo anche una media. Poi il giorno dopo, come meglio, molto probabilmente andiamo su ad Asiago perché lì c'è. Dove c'è ad Asiago? Sai dove c'è? C'è una base aliena e andiamo a vedere se lei riesce a mettersi in contatto con questi esseri. Ciao Paolo!